Quello appena trascorso è stato l'ultimo fine settimana del contributo d'accesso a Venezia per il 2026. Arrivato alla terza stagione di applicazione, il contributo d'accesso è ancora ufficialmente un provvedimento in fase sperimentale. Di fatto rappresenta un meccanismo complesso che pare avere superato la fase di rodaggio e assunto i caratteri di una strutturalità sempre più diffusa. I 29 giorni del 2024 sono diventati 54 nel 2025 e 60 nel 2026. Abbiamo superato i 5 milioni di incassi, pari a 650 mila appunto voucher a pagamento da parte dei turisti. Riusciamo fortunatamente a togliere pressione giornaliera sulla città, infatti rispetto a altre città dove il turismo giornaliero è cresciuto molto di più, a Venezia siamo riusciti se non altro a tenerlo a dei livelli molto più bassi. Sicuramente non ha alcuna efficacia rispetto alla limitazione dei flussi turistici, impatta pochissimo rispetto a quello che è un tema veramente importante invece, che è quello del decoro. Siamo davanti a questi weekend veramente devastanti per la città, che non hanno nulla a che vedere col fatto che si paghi o non si paghi il ticket. Il dibattito rimane aperto. L'ingresso a pagamento in un'intera città è un provvedimento unico a livello mondiale e per i suoi detrattori sancisce in maniera definitiva la trasformazione di Venezia in parco a tema turistico, senza ridurre il flusso di visitatori. La città peraltro è già al minimo storico di abitanti e in tutto il comune ci sono più di 80.000 posti letto turistici. Di diverso avviso l'amministrazione comunale, che prevede anzi per il futuro un ulteriore aumento dei giorni in cui il ticket sarà in vigore e non solo. Cercheremo anche di impostare il contributo d'accesso per il prossimo anno, sia in termini di giornate, sia in termini di periodi e sia in termini anche di pagamento, alzandolo rispetto ai 10 euro massimi che sono previsti ad oggi. Già paventata in campagna elettorale dal sindaco Simone Venturini, l'ipotesi di aumentare il ticket dai 50 o 10 euro attuali fino a 30 o 50 euro in determinate giornate dovrà passare necessariamente per il governo. Qui la diversità di vedute con il centro-sinistra diventa ancora più abissale. Non mettere una barriera all'ingresso di questo tipo, ma studiare a fondo e ragionare su quelli che possono essere gli incentivi e i disincentivi rispetto al turismo, che sia questo di massa, una distinzione che a me è sempre spiaciuto fare, e quando si parla appunto, e mi sembra più una boutade, di ticket a 50 euro, credo che veramente sia una boutade, perché significherebbe far sì che la città possa essere visitabile solo dai ceti abbienti. Non credo questo sia un sistema interessante.